Un ben ritrovati cari telespettatori e telespettatrici, eccoci con l'informazione regionale di Tele Friuli. Subito un aggiornamento di cronaca, è ancora in atto il disinnesco dell'ordigno che si trovava nei pressi di Bagni di Lusnizza, nei pressi dell'autostrada. L'area è stata cinturata dalla protezione civile e da diversi uomini e donne delle forze dell'ordine. La prima fase, come ci è stato confermato poco fa dal dirigente del commissariato Miconi, si è conclusa. L'ordigno adesso è stato trasferito nella zona di Osopo per procedere alle operazioni di brillamento. In mattinata attorno alle 9:30 per motivi di sicurezza la polizia stradale aveva disposto il blocco del traffico da Udine Nord verso Tarvisio, dove appunto in quell'area era in corso l'operazione di disinnesco e si è formata una lunga coda di mezzi pesanti che si è poi risolta attorno alle 10:30, come confermato in questo caso dal dirigente del centro operativo autostradale della Polizia di Stato, il dottor Romiti. Da lunedì in Friuli Venezia Giulia, prima regione in Italia, scatterà il Super Green Pass, locali, eventi, discoteche, teatri e cinema accessibili ai vaccinati nonostante la zona gialla e per chi è guarito dal Covid. Non sarà così invece per i non vaccinati che dovranno sottostare alle restrizioni. Bar e ristoranti, ma anche teatri, discoteche, stadi e feste aperte ai soli vaccinati e a coloro che sono guariti dal Covid, non accessibili invece per tutti gli altri. Il Super Green Pass per il Friuli Venezia Giulia, unica regione che da lunedì sarà in giallo, scatterà con queste regole già a partire da lunedì 29. La nostra regione anticiperà tutte le altre, accogliendo fin da subito le direttive del nuovo decreto che scatterà in Italia il 6 dicembre. Il governo ha quindi accettato la proposta di Federica. Lo scatto in giallo, in base alle vecchie direttive, avrebbe limitato le capienze al 50% nei cinema e nei teatri, avrebbe chiuso le discoteche, avrebbe ridotto a 1.000 i tifosi agli stadi, a 4 le persone consentite al tavolo nei bar e nei ristoranti. Così non sarà più per i vaccinati e per coloro in possesso del certificato di guarigione, che saranno liberi di accedere a eventi e locali, anche nel caso in cui la situazione dovesse evolversi in peggio, ovvero dovesse scattare nei prossimi giorni la zona arancione. Diversamente, in tutti questi ambiti l'accesso sarà vietato a coloro che non si sono sottoposti a profilassi e non basterà più nemmeno il Green Pass base con tampone negativo. Per distinguere i due certificati, Super Green Pass e Green Pass base, è in corso in queste ore un aggiornamento dell'app da cui scaricare il nuovo documento. Unica eccezione che varrà per tutti in Friuli Venezia Giulia, visto il cambio di colore, quello di indossare la mascherina all'aperto. Infine, dal 6 dicembre, data che varrà per tutta Italia e quindi anche per la nostra regione, in aggiunta sarà esteso l'obbligo del Green Pass base sui mezzi pubblici, negli spogliatoi degli impianti sportivi e negli alberghi. Un medico di base vaccinatore, il 64enne Mauro Passarini, residente nel litorale ravennate, è stato arrestato e ora ai domiciliari per aver simulato vaccinazioni Pfizer al fine di far ottenere a decine di Novax il Green Pass. L'azione su 290 pazienti vaccinati da Passarini avrebbe coinvolto anche una quarantina di persone giunte da fuori, e anche da Belluno, Torino, Venezia e Udine. Queste di fatto non sarebbero state vaccinate. Il medico ha confermato le simulazioni, ma non di aver preso soldi per farle. La nuova Confindustria Udine, sotto la guida di Gianpietro Benedetti, sta prendendo forma. Presentata ieri la nuova squadra, tra le linee guida energia, internazionalizzazione e giovani. Sentiamo il nuovo presidente designato. Direi che il vice è Petrucco, poi il vicario, poi ci sono i vicepresidenti che è l'Anna e Ferragotto. Credo che la votazione sia abbastanza buona, sia girata sul 69-70%, che sta nelle regole, perché non esiste un consenso pieno su una squadra. C'è molto da fare, ma lo faremo, insomma, e quindi andiamo avanti. I primi passi credo saranno, abbiamo programmato il tema energia, soprattutto per le piccole e medie aziende, tema di internazionalizzazione in previsione del calo della domanda che credo avverrà sostanzialmente in un paio di anni,
perché dobbiamo lavorare non tanto per il 22, che probabilmente sarà di media un buon anno, Covid permettendo, ma dobbiamo lavorare per consolidare competitività e relazioni per il periodo che è normale, non è una scoperta. Dopo il periodo di alta arriva quello di bassa, mentre oggi ci dobbiamo guadagnare e mettere riserve nelle aziende, nel periodo di bassa dobbiamo essere competitivi per avere la continuità. Novità nella Ussa Corno, l'area industriale di San Giorgio di Nogaro, dove Metinvest, azienda siderurgica, ha lanciato una nuova linea di taglio al plasma che consentirà di aumentare la produzione e i posti di lavoro. Le interviste a cura di Francesca Spangaro. Un investimento da 10 milioni di euro per consentire un aumento di quasi 4 volte la capacità di produzione di lamiere rifilate. Metinvest Trametal lancia una nuova linea di taglio al plasma. La cerimonia ieri nello stabilimento di San Giorgio di Nogaro, in un'area, la Ussa Corno, che si sta rilanciando dopo anni di crisi. È un'azienda molto importante sia come valore della produzione sia come numeri di occupati in tutto il pianeta. Questo è un investimento importante, parliamo di 10 milioni di euro, che ha visto la compartecipazione sia dello Stato tramite la Cassa Depositi e Prestiti e anche la Regione Friuli Venezia Giulia, investimenti importanti per aumentare l'occupazione in un'area, questo lo voglio sottolineare, dove la Regione Friuli Venezia Giulia dopo un periodo, come dire, di commissariamento molto lungo sta risolvendo il problema. Parlo della Ussa Corno. Noi come assessorato abbiamo messo 4 milioni per le nuove infrastrutture, quindi piazzale nuovo del porto, piazzale d'entrata per il parcheggio, illuminazione nuova di tutta la via principale che porta a Ussa Corno, ma soprattutto la grande novità sono i 7 milioni e mezzo che arrivano dallo Stato, quindi del PNRR, per l'elettrificazione della banchina del porto. Per ospitare la nuova linea, Metinvest ha costruito un nuovo edificio adiacente allo stabilimento con una superficie totale di 6.600 metri quadrati. La nuova tecnologia dovrebbe creare 16 posti di lavoro, oltre ai 300 attualmente impiegati, nei prossimi mesi. Questo investimento va ad aumentare la capacità di fornitura di lamiere con i bordi rifilati, quindi lamiere nelle dimensioni esatte richieste dal cliente, lamiere che evitano delle lavorazioni aggiuntive prima dell'utilizzo finale. Pioggia e vento non hanno fermato questa mattina la manifestazione organizzata dai comitati per la riapertura dei principali servizi sanitari nell'ospedale di Cividale. All'incontro ha partecipato anche la consigliera regionale dei cittadini, Simona Liguori, da sempre attenta alle tematiche sociali e sanitarie del territorio. Oggi, come le altre volte, dobbiamo combattere contro questa amministrazione regionale, contro l'assessore Riccardi, in quanto non vuole sentire per aprire i nuovi servizi cividalesi. Noi chiediamo solo quello che c'era stato prima del 7 gennaio del 2020, quindi la medicina, la chirurgia, il pronto soccorso, il CAF e la guardia medica a San Pietro al Natisone. Sappiamo appunto che questo è un momento di nuovo Covid, un'ennesima ondata dopo 18 mesi. Riteniamo però che con il freddo, con il cattivo tempo, la gente delle valli del Natisone non può andare di continuo all'ospedale di Udine sovrasaturandolo. Quindi chiediamo che vengano rispettati anche i diritti, naturalmente non solo delle persone di Cividale, ma delle valli del Natisone. Dimezzato a causa dell'aumento dei contagi il calendario degli eventi natalizi sul territorio di Ruda. Il sindaco Franco Lenarduzzi è preoccupato per la vicinanza del suo comune all'Isontino e soprattutto alla Slovenia, dove la pandemia sta galoppando e molti sono i lavoratori transfrontalieri. Lenarduzzi, lei di fatto è preoccupato per la situazione del Covid. Ruda non ha tantissimi abitanti, ma siamo vicini a un territorio dove ci si è vaccinati poco. Purtroppo è vero, i dati ci preoccupano perché sono dati che vanno presi con le pinze, nel senso che quando sai che c'è un numero che è proclamato, immagini che, come dire, ci sia anche un'estensione di quel numero di chi non ha avuto, come dire, delle segnalazioni ufficiali. Siamo vicini all'Isontino, la Slovenia è a 2 passi, chiaramente molti dei miei cittadini lavorano nell'ambito anche, come dire, quasi trasfrontaliero, e quindi la preoccupazione c'è. Speriamo davvero
davvero che noi abbiamo un centro tamponi fatto con 4.000 tamponi con i medici di base, abbiamo un centro vaccini che ha attivato la terza dose, speriamo e richiamiamo la nostra comunità a essere consapevole dei rischi che ci sono e andare a vaccinarsi. Avete dimezzato il programma natalizio? Purtroppo sì, tutti gli eventi che avevano, come dire, in programma anche un'aggregazione in termini di cittadinanza, di popolazione, eventi di questo tipo, li abbiamo tagliati e quindi abbiamo cercato di ridurre al minimo questo nostro programma che ormai andava avanti quasi tutto a dicembre, lasciando proprio quegli eventi che sono controllati in sostanza. Domani al Teatro della Corte di Esopo va in scena l'Arlecchino Furioso, spettacolo rinviato a causa della pandemia. Finalmente è la volta buona. Domenica 28 novembre arriva al Teatro della Corte di Esopo la maschera simbolo del teatro italiano. Arriva Arlecchino portandoci uno spettacolo che attendiamo ormai da 2 stagioni, che purtroppo a causa della pandemia è stato rinviato. Finalmente giunge sul nostro palcoscenico Stivalaccio Teatro con l'ultima produzione, l'Arlecchino Furioso. Uno spettacolo spumeggiante, uno spettacolo che unisce diversi generi spettacolari, la commedia dell'arte in primis con le maschere, i canti dal vivo, uno spettacolo che il nostro pubblico aspetta e non vede l'ora di applaudire. Allora noi vi aspettiamo domenica alle 18 qui al Teatro della Corte di Esopo, si può ancora prenotare al numero 0432 1740 499. Bene, si chiude qui il nostro telegiornale regionale, un saluto alla regia di Gian Domenico Ricci, grazie e buon proseguimento ovviamente con i programmi di Telefriuli. Arrivederci.